relazione del collega Giorgio Malossini, organismi da quarantena nocivi alle piante, la situazione del Friuli Venezia Giulia. Allora, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Cercherò di essere breve perché siamo abbastanza verso le 5 e quindi cambiamo un po' argomento rispetto a quello che è stato visto adesso ed è un po' un argomento che non è solo sul settore orticolo ma vale un po' per tutte le culture. Quindi gli organismi nocivi da quarantena. Questa la tralascio perché alla fin fine diciamo che il servizio fitosanitario si occupa di organismi nocivi da quarantena. Esistono 19 servizi fitosanitari più due delle province autonome di Trento e Bolzano e insieme al servizio fitosanitario centrale che è sotto il Ministero dell'Agricoltura, così per velocizzare, fanno parte del servizio fitosanitario nazionale. Parliamo di una carrellata, aveva detto bene il direttore all'inizio, una carrellata rapida di alcuni organismi da quarantena, però prima bisogna capire cos'è un organismo da quarantena. Perché praticamente viene definito da un regolamento. Io qua riassumo ciò che viene detto nel regolamento, sono 5 requisiti. Praticamente la sua identità è stata accertata, si sa chi è, non è una cosa che non esiste. Xylella fastidiosa, Popiglia japonica, esiste. Non è presente nel territorio, quindi normalmente non è presente, oppure se è presente non è ampiamente diffuso. La Xylella fastidiosa è in Puglia, ma qui non c'è. Ehm, è in grado di introdursi, insediarsi e diffondersi all'interno del territorio. Quindi una volta che arriva deve trovare le condizioni biologiche, ambientali per potersi insediare e diffondere. Fin qua niente di strano, però è un organismo nocivo, quindi perché nocivo? Il suo ingresso, insediamento e diffusione hanno un impatto economico, ambientale e sociale inaccettabile, quindi creano molti danni da questi punti di vista. Inoltre, l'ultimo requisito è: sono disponibili delle misure realizzabili ed efficaci per prevenirle l'ingresso, l'insediamento e la diffusione e per attenuare i rischi dell'impatto. Quindi esistono delle misure fitosanitarie che possono cercare di eradicarlo o al limite controllarlo. Quanti sono gli organismi nocivi da quarantena per l'Unione Europea? Perché poi a livello mondiale le cose cambiano. Per l'Unione Europea sono più di 300 e sono già tantissimi. Di questi 20 sono considerati dall'Unione Europea prioritari, quindi sono ancora considerati più gravi. Cosa sono? Vedete qua funghi, batteri, virus, altri nematodi, viroidi, altre categorie, però la maggioranza sono insetti, più della metà sono insetti. Cosa si fa quindi per evitare che questi organismi di quarantena entrino in un territorio? Quindi si fanno diverse attività. Il servizio fitosanitario è impegnato ad esempio nell'import, quindi evitare, poi vedremo come arrivano questi organismi. Comunque nell'import si fanno i controlli nel punto di ingresso, quindi qua in Friuli Venezia Giulia è il porto di Trieste e si fanno quotidianamente dei controlli di tipo documentale, di tipo di identità di tipo fisico. Quando si trova qualcosa che non va bene, come vedete ad esempio lì un agrume con qualcosa di strano, si fa un'analisi, risulta un organismo di quarantena, il prodotto deve essere o distrutto o rispedito al mittente, quindi non può entrare ovviamente. E anche per l'export l'organismo di quarantena vale anche al contrario, cioè noi quando esportiamo della merce il paese importatore non vuole che noi gli portiamo degli organismi che lui non ha e quindi anche in questo caso si fanno dei controlli, ispettori fitosanitari fanno dei controlli sulla merce e rilasciano un certificato fitosanitario che ne garantisce l'assenza dello stato fitosanitario sano. Quindi export. Altre attività che fa il servizio fitosanitario, i controlli dei vivai. Perché si fanno i controlli dei vivai? Importante, il vivaio andrà a produrre un impianto. Gli impianti, quindi importante è partire dalle piante sane. Ogni pianta che si muove all'interno della comunità dell'Unione Europea deve avere il passaporto delle piante che appunto attesta lo stato fitosanitario. Questa è un'altra attività che si fa, è un'attività, quindi abbiamo visto queste zone a rischio, si fa anche nel territorio. Nel territorio per vedere se effettivamente qualcosa è arrivato e diventa difficile da trovare. Come si fa questa attività di indagine sul territorio? Si fa attraverso delle trappole che sono specifiche per insetti o per altri organismi,
e poi si fa sul territorio con osservazioni visive, se si vede che ci sono sintomi strani o qualcosa del genere. Questo si fa per, diciamo, questi 300 organismi, si fa durante un circolo di anno, vengono visti tutti quanti. Come si fanno le indagini sul territorio? Non si fanno a caso, anche a caso se uno va in giro, però si fanno essenzialmente basandosi sui siti a rischio, quindi si possono andare a vedere organismi che attaccano il legno, si vanno a controllare gli importatori di legname, oppure dove sono catastre di legname abbandonato. Un sito a rischio è ovviamente il porto, abbiamo visto prima, vengono fatti i controlli, i vivai, i nurseries. Anche le aree urbane sono siti a rischio perché non ci sono tanta copertura vegetale, però c'è tanta variabilità di vegetali, ci sono tante piante strane che uno può portarsi in giro e quindi sono siti molto a rischio. Come arrivano queste specie aliene? Come arrivano? Siamo in un mondo globalizzato, sempre più globalizzato, e vanno di pari passo con l'aumento di questo commercio nel corso degli anni. Come vedete, la riga, la curva, bene, quella curva blu sono le importazioni che crescono durante gli anni. Attorno dal 1915 al 1950 c'è stato un calo perché ci sono state le guerre mondiali, quindi non ci sono stati commerci. Dopo è ripartito il commercio, è ripartito a grande velocità, soprattutto dopo il 1960, quando sono stati inventati i container. I container hanno permesso, come vedete, di fare dei carichi incredibili, quindi il commercio è esploso di pari passo, sono aumentate le segnalazioni di questi organismi nocivi. Quindi arrivano col commercio, ma arrivano anche con la globalizzazione, comunque anche con lo spostamento delle persone. Magari uno va in viaggio in un posto esotico e trova una bella piantina, un bel seme interessante da portarsi indietro, ma ovviamente questo non può essere, perché all'interno di questa pianta, di questo seme, di questo frutto, può esserci un organismo che lì è presente, ma qui non è presente, quindi potrebbe creare dei danni forti. Quindi si fanno anche controlli di questo tipo agli aeroporti. Ok, partiamo un po' più facciamo una carrellata, non potrò approfondire, però diciamo abbiamo visto che sono 300 organismi nocivi, di questi 300, 20 sono prioritari. Quali sono quelli prioritari? Questi 20. Facciamo carrellata velocissima, le prime 4 sono mosche della frutta, quindi tipo la nostra ceratitis capitata, solo che ovviamente sono più dannose perché qua non hanno dei nemici naturali. La Bacteroccella dorsalis è per esempio tra questi in Italia, le altre non sono in Italia. Poi abbiamo dei lepidotteri che possono essere dei fogliatori o possono nutrirsi dei frutti con le larve, e sono questi. Alcuni di questi poi li approfondiamo dopo, adesso vado veloce. L'Antonomus eugeni, ecco, questo è sul peperone, è proprio sul peperone. Poi abbiamo altri coleotteri, Conotrachelus che va sulle mele, poi ci sono organismi nocivi che vanno sul legname, che quindi sono sul legno, quindi possono essere pericolosi per le foreste, e questi sono su betulla oppure su frassino. La Roma bungi va sulle drupacee e quindi possono creare questi danni. Poi abbiamo anche nematodi tra gli organismi nocivi, questo nematode crea moria dei pini. E poi può esserci quell'altro sotto, è il Dendrolimus, è un lepidottero che è defogliatore dei pini. La pupiglia japonica, magari questo facciamo un approfondimento un po' dopo, perché è presente non solo in Italia, ma è presente anche in Friuli. La xylella fastidiosa, qua, da tutti voi conosciuta in quanto crea la moria degli olivi, no? Nel Salento, tutte queste immagini che si vedono di distruzione, però non attacca solo l'olivo, ma qua ho messo una vite perché a seconda della subspecie può attaccare anche la vite. E infatti in Puglia adesso c'è anche su vite, anche se al momento non crea danni. Poi abbiamo i tarli asiatici, di nuovo dei coleotteri curculionidi che colpiscono gli alberi foresti. Poi qua abbiamo la Bactericia cocherelli, che è una psilla che rende incommercializzabili le patate. Poi sotto abbiamo 2 organismi che colpiscono gli agrumi, che non sono di forte interesse per noi. 22 di questi, allora abbiamo parlato di quelli prioritari. Di quelli da quarantena normali ne esistono 22, sono stati trovati 22 nell'Unione Europea.
una parte sono prioritari, ma vediamo cosa c'è in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sono presenti 5 organismi da quarantena. Alcuni li conoscete sicuramente perché sono di vecchia conoscenza: la flavescenza dorata e il cancro colorato del platano. Risalgono a fine degli anni 80 o fine degli anni 70 per il cancro colorato, e questi invece gli ultimi 3 sono più recenti, sono stati trovati in questi anni qua, l'anno scorso. Gli ultimi 2, mosca orientale della frutta e scarpeo giapponese, che sono presenti quindi in Friuli, sono prioritari. Velocissimo, la flavescenza dorata non ne vado a parlare oggi, ma è comunque un fitoplasma che è trasmesso dalla cicalina Scaphodeus titanus. Qua perché ho messo questa mappa, faccio una piccola approfondimento. Quando un organismo da quarantena viene trovato nel un nuovo territorio, i regolamenti ci dicono che deve essere fatta una delimitazione delle aree, e questa è l'area delimitata per la scienza dorata. Ovviamente c'è da tanti anni, quindi l'area delimitata è composta da una zona infestata, che è tutta l'area produttiva praticamente, e una zona cuscinetto dove non è presente l'organismo nocivo, ma si fa una sorveglianza rafforzata perché è più vicina. Ecco. E la zona cuscinetto e la zona infestata come dimensioni variano a seconda dell'organismo nocivo, sono tutti regolamentati. Cancro colorato, qua proprio ne parlo ancora meno, insomma l'avete visti tutti, i platani che vengono tagliati, il legname deve essere distrutto. Questa è la delimitazione dell'area del cancro colorato del platano. Ok, passiamo a questi un po' più recenti. Alerodide spinoso è un emittero, alerodide, le mosche bianche praticamente, famiglia delle mosche bianche. Quella che vedete in mappa è la presenza, è originario del sud-est asiatico, è presente per quanto riguarda l'Europa, in Italia è presente quasi in tutte le regioni ormai, in Francia e in tutti gli stati della costa adriatica. Ecco, qua ogni tanto vedrete il QR, perché in ognuno, facendoci la foto, si arriva sul sito dell'ERSA, perché tutti questa parte degli organismi di quarantena sono inseriti all'interno di una pagina specifica del sito dell'ERSA. Quali sono gli ospiti di questo alerodide spinoso? Vedete, in questo caso non ci sono nessun tipo di orticole, ma sono agrumi, edera, piante ornamentali, oppure anche la vite o anche drupacee. Come vedete sembra di vedere delle cocciniglie, sembrano delle cocciniglie, ma non sono cocciniglie. In ogni caso, quello che, mh, che provocano sono un danno diretto per la suzione della linfa e un danno indiretto per le fumaggini che crescono sulla melata. Quindi questo è presente nella zona di Cormons dal luglio del 25, dal luglio dell'anno scorso. E quella è la delimitazione dell'area. La zona interna sono la zona infestata dove è presente, la zona attorno è la zona cuscinetto dove non è presente. La mosca orientale della frutta, questa è stata trovata sempre attraverso questo sistema di sorveglianza del territorio che il servizio fa, quindi attraverso dei monitoraggi, attraverso delle trappole. La mosca orientale della frutta, Bactrocera dorsalis, è stata trovata nell'agosto. Di dove è originaria? Del sud-est asiatico. Molti degli organismi nocivi da quarantena arrivano dal sud-est asiatico. Però vedete che si trova sempre abbastanza sulla fascia bassa come latitudine, quindi da noi è arrivata probabilmente con le importazioni di frutta tropicale o con altri sistemi. In Italia è presente in Campania, in Emilia-Romagna, forse nelle Marche, e da noi è presente. Però quello che si sostiene è che probabilmente non si adatta bene, cioè non è in grado di insediarsi, come si diceva prima, tra i requisiti, e quindi di diffondersi. Quindi al momento questo non vuol dire che viene tralasciata. Questa è la zona di Monfalcone dove è stata trovata, quindi un ambito urbano in questo caso. È presente una sorveglianza di tipo rafforzato. Tuttora noi abbiamo le trappole che andiamo a vedere ogni 1 o 2 settimane, che adesso non stanno catturando ovviamente più niente, ma vediamo cosa succederà con la ripresa della stagione. Secondo noi non riesce a sì, perché praticamente lei fa
sverna nel terreno, e quindi adesso vediamo se riuscirà a uscire fuori, però no, pensiamo di no, perché sotto i 0 gradi non dovrebbe sopravvivere. Quest'anno ha fatto un gennaio abbastanza freddo. Bactrocera dorsalis, quali sono gli ospiti? Come vedete è una mosca della frutta, quindi gli ospiti principali sono le fruttifere, però può colpire anche pomodoro, peperone e melanzana. Quello che fa è quello che fanno le mosche della frutta, praticamente la femmina depone tante uova all'interno del frutto e quello che succede, il frutto poi cade, diventa marcescente. Bactrocera è parente della mosca dell'olivo, però nella mosca dell'olivo viene fatta solo una puntura all'interno, invece qua ne vengono fatte tante, più simile alla ceratitis capitata. Scarabeo giapponese, questo probabilmente ormai tutti sapete che è stato trovato nella zona di Lignano, è stato trovato nel 2023, nel luglio del 2023, e questa è la delimitazione dell'area, perché, ripeto, ogni volta che viene trovato un organismo di quarantena bisogna delimitare l'area. È stato trovato nella zona di Lignano Riviera, tra la spiaggia e la strada, in un'area ristretta di 8 ettari, e questo è effettivamente tra gli organismi di quarantena fra i più preoccupanti che c'è, perché se voi avete visto vi è un altro focolaio molto grande in Lombardia e Piemonte, là fa i danni veramente elevati. Di dove è originaria, pupilla japonica, ovviamente originaria del Giappone, però con gli scambi commerciali, come abbiamo visto, è arrivata negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti è poi tornata prima alle Azzorre e poi in Europa, e quindi adesso è presente da noi e si stanno ampliando anche le zone in Europa dove viene trovata, perché questa sorveglianza viene fatta obbligatoriamente in tutti i paesi d'Europa. Ma come la si riconosce? Proprio c'ha di caratteristico questi ciuffetti bianchi, questi 6 ciuffetti per il lato dell'addome, e è un coleottero, quindi le larve non sono caratteristiche, sono uguali a quelle degli altri coleotteri, cambia un po' la dimensione, ma durante le fasi di crescita bisogna guardare al microscopio. Con cosa si può confondere? Alcuni ci chiamano durante la stagione dicendo l'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata, però a un occhio non attento si vedono le dimensioni diverse. Può sembrare una cetonia aurata, ma è molto più grande. Una Anomala vitis, molti chiamano, ma in realtà è una Anomala vitis, più grande, quella con cui si può confondere un po' la filoperta orticola, però non ha questi ciuffetti così evidenti, bianchi, come dico qua. Questi dal vero si vedono proprio in maniera molto evidente, brillano. E le dimensioni sono più piccole di quello che uno può pensare, perché sta su un'unghia di un mignolo normale. È una specie altamente prolifica, per questo è pericolosa, perché va su praticamente tutto, oltre 300 specie ospiti, tra le piante coltivate, vite, nocciolo, piccoli frutti, susino, ciliegio, melo, mais, soia, come orticole, asparago, pomodoro, melanzana, poi va sulle forestali, sulle piante selvatiche. In breve il ciclo di questa pupilla japonica: praticamente lei sberna nel terreno come larva, verso fine primavera-estate l'adulto esce dal terreno, inizia ad alimentarsi, e poi dopo l'alimentazione avvengono gli accoppiamenti, e dopo la femmina depone una sessantina di uova per stagione, fa una sola generazione all'anno. Il periodo di volo è ristretto, quindi si va da giugno, i primi di giugno, fino a fine agosto. Il picco è attorno a fine giugno, primi di luglio, là ci sono i grandi voli. Ha un comportamento particolarmente gregario, quindi quando si alimentano si formano questi grumi, che poi magari vediamo qualche foto, e quando si raggrumano poi distruggono la vegetazione, perché il problema cosa fanno? Sono dei grandi defogliatori, sia l'adulto, grandi defogliatori, ma anche possono distruggere i frutti, colpire i frutti. La larva invece, vivendo nel terreno, si nutre di radici delle graminacee, e quindi può creare dei problemi anche alle graminacee. Questi premetto che non sono cose che succedono a noi. Da noi solo a Lignano, in quell'area che abbiamo visto, sono 3 anni che è lì e non si è mai spostata, perché noi adesso rivediamo, applichiamo delle misure fitosanitarie, come abbiamo visto prima. Sono delle misure che permettono di tenerla sotto controllo, almeno finché si può. Quindi quello è un vigneto che in 2 o 3 giorni è diventato così. Queste foto arrivano dal Piemonte, dove c'è questo.
quando non viene gestita, la situazione è questa. Esistono però i trattamenti. Ecco, il trattamento nel caso della viticoltura corrisponde anche al trattamento contro lo Scaphoideus titanus, quindi si riesce in qualche maniera. Però quando ci sono questi livelli qua di popolazione diventa tutto difficile. Quello sotto, vedete, sono mirtilli, e qua c'è proprio la differenza tra l'anomala, immagino che sia lì, e la popiglia, che è molto più piccola, si vede con i ciuffetti. Quest'altro è un pesco, quindi distrugge anche i frutti, come dicevo, e a destra vedete quello che fanno le larve, quindi nutrendosi di radici di graminacee creano problemi ai tappeti erbosi, quindi grossi problemi anche negli stadi o nei parchi o nelle villette. Danno diretto delle larve e poi c'è il danno indiretto del predatore che va a cercare le larve, va a scavare gli uccelli o talpe, cinghiali, e quindi è un danno anche indiretto. Siamo sempre nella zona di Lignano, questo che applichiamo noi alcune misure fitosanitarie. Quella che voglio sottolineare oggi, per evitare la diffusione del territorio, abbiamo messo un divieto di mettere le trappole, perché uno può avere la curiosità di mettersi una trappola, vediamo se la trovo anch'io, però non è bene, perché la trappola ha una forte attrattività, più di 1 chilometro, quindi se per caso uno la mette al di fuori dell'area, non fa altro che portarsela fuori. Portarsela fuori, si creano altri focolai e si va verso l'esterno. Per adesso è confinata in quest'area che vedete qua. Tra le misure che si fanno attive per ridurre la popolazione, quindi da una parte non vogliamo che si sposti, e da una parte la si combatte lì dov'è, ci sono i nematodi, che sono entomoparassiti delle larve, che si alimentano, quando mangiano nel terreno, si alimentano anche i nematodi, si riproduce all'interno e poi la larva muore. Questa è una delle azioni per ridurre la popolazione. L'altra è la cattura massale. In quest'area sono presenti 15 trappole molto attrattive, quindi si cerca di contenerla in questa maniera. Queste sono le trappole che sono messe nell'area, là c'è il mare e poi c'è la strada. Questa è l'area così abbastanza incolta, naturale, e questo è il picco dei voli settimanali durante i 3 anni. Quindi abbiamo detto, l'abbiamo trovata nel 23 a luglio, quindi l'istogramma arancione è luglio, ma se vediamo, noi ci aspetteremo da un organismo di quarantena, insetto, in un nuovo ambiente, un andamento esponenziale della curva, no? Perché non ha nemici naturali, è arrivato presto, come fanno tutti gli altri insetti, dovremmo essere sui 300-400 mila insetti adesso, si era stimato. In realtà vediamo che abbiamo stimato una popolazione, facendo la conta delle catture, queste sono le catture che sono state effettuate negli anni, una popolazione di 1 migliaio che rimane costante, quindi a nostro avviso al momento si riesce a contenerla questa popiglia. Purtroppo stanno arrivando anche da altre parti, perché dalla zona del Piemonte e Lombardia, però dall'anno scorso è stato trovato anche in Veneto, a Pieve, Riesi Pio X, quindi che è una 50-60 km dal nostro confine, e là c'è un bel focolaio, quindi vediamo cosa succederà. Ok, siamo quasi alla fine. Mosca della frutta, adesso vediamo un po' quali sono i principali organismi nocivi della quarantena, potenzialmente pericolosi per il settore orticolo. I primi due li abbiamo visti, quindi non ne parliamo. Delle mosche della frutta abbiamo trovato la Bactrocera dorsalis, ma abbiamo detto che al momento riteniamo che non ce la faccia insediarsi, ma la teniamo sotto controllo. Le altre mosche della frutta non sono presenti. Lo scarabeo giapponese abbiamo parlato, poi c'è il punterollo del peperone, l'Antonomus eugeni, l'Alafigma, la Spodoptera frugiperda, che è un lepidottero, e un altro lepidottero, la tomatotibia leucotreta, verme degli agrumi. Il punterollo del pomodoro, questo è quello del peperone, questo è quello che può fare l'Antonomus eugeni, è presente nel Centro America, è presente solo nel Centro America, quindi non è stato trovato da nessuna parte, se non nel 2013 era stato trovato un focolaio nel Lazio, in provincia di Latina, in una serra, ma ora è stato prontamente eradicato, quindi non c'è più. Quindi è solo presente lì. Per adesso pensiamo che si sia abbastanza tranquilli. Questi sono i danni che fa all'interno del frutto. Poi la Spodoptera frugiperda forse è quella che fra tutti
gli organismi rischia di venire qua perché, per quale ragione? Vedete come è presente in tutte le parti. Lei è originaria della zona americana, in questo caso, della zona tropicale, subtropicale dell'America. Poi è arrivata nel 2016, mi pare, in Africa, in pochi anni ha colonizzato tutta l'Africa. Nel 2017 o 2018 è arrivata in India, in pochi anni ha colonizzato tutto il sud-est asiatico. E cos'è che fa in particolare, oltre ai danni che vedete qui? Ha una migrazione molto forte, cioè per stagione si può spostare di diverse centinaia di chilometri e quindi, cioè, rispetto a altri organismi che si muovono molto meno, questa è possibile che si sposti verso di noi. È anche vero che, insomma, il Nord America c'è. Vediamo cosa può fare. Questi sono, come vedete sulla destra, gli ospiti, quindi ci sono diversi specie orticole in questo caso, però la cultura principale è il mais, che è ben presente, quindi anche in questo caso potrebbe essere un problema questa Spodoptera. E l'ultimo, invece, è un'importanza anche questa più bassa, è il verme degli agrumi, quindi attacca principalmente gli agrumi. È presente solo in Africa, nell'Africa subsahariana e in Israele. Quindi bisognerà stare attenti in questo caso alle importazioni, magari di pompelmi da Israele, ma questi vengono controllati anche in porto. E sono state fatte diverse intercettazioni anche in Europa attraverso proprio le rose coltivate in Africa che vengono portate su. Ecco, al momento altri organismi nocivi che attaccano il settore orticolo non ci sono. Ecco, io volevo solo segnalare in questo caso, qua io ho finito, questo, questo indirizzo mail a cui, se voi durante le vostre attività riuscite a fare, trovate qualcosa di strano, qualcosa di particolare, che non sono le solite avversità con cui avete a che fare, potete farci, o a parte chiamare tutto, ma potete fare una segnalazione con una foto di qualunque cosa, ecco, anche Popiglia se trovate. Io ho finito e vi ringrazio.